14 giugno 1985. A Schengen, un piccolo villaggio del Lussemburgo, viene firmato un accordo tra Francia, Germania Ovest e Benelux, ovvero Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. L'obiettivo è quello di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione delle merci e di tutti i cittadini dei paesi firmatari. A completare gli accordi di Schengen e a definire le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione interviene la Convenzione di Schengen, firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi 5 paesi ed entrata in vigore nel 1995. L'accordo e la Convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, formano l'Acquis di Schengen, l'insieme di norme e disposizioni integrate nel diritto dell'Unione Europea, volte a favorire la libera circolazione dei cittadini all'interno del cosiddetto spazio Schengen. Alla Convenzione hanno aderito successivamente diversi Stati membri dell'Unione Europea: l'Italia nel 1990, la Spagna e il Portogallo nel 1991, la Grecia nel 1992, l'Austria nel 1995, Danimarca, Finlandia e Svezia nel 1996. Oggi 26 paesi europei, di cui 22 dei 27 Stati membri, fanno parte dello spazio Schengen. Anche Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, ai sensi dei rispettivi atti di adesione, fanno parte dello spazio Schengen, ma i controlli alle frontiere interne non sono ancora stati eliminati. Solamente il Regno Unito e l'Irlanda, che non hanno aderito alla Convenzione, partecipano parzialmente all'Acquis di Schengen. I due paesi continuano a mantenere i controlli delle persone alle loro frontiere, partecipando tuttavia agli aspetti relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria dell'Acquis di Schengen, incluse le misure di lotta contro il soggiorno illegale e l'immigrazione clandestina.